Il PIL 2022 del Veneto sarà inferiore di oltre 3 miliardi di euro rispetto alle attese. Il prezzo dell'energia elettrica è quintuplicato, il gas è aumentato del 600%, l'inflazione è al più 7,6%, i consumi in calo del 3%. Nel suo ultimo focus, l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA del Veneto parla di una tempesta economica perfetta. Il precipitare della crisi ucraina ha di fatto annullato quel rimbalzo dell'economia che stava segnando l'uscita dalla crisi del Covid, per cui ora è necessario modificare un PNRR pensato in una situazione economica che è già mutata. Sarà necessario ritararlo secondo quelle che sono le esigenze effettive che si sono rappresentate in questo momento. Penso al problema energetico, al problema appunto delle materie prime, al sostegno che dovranno avere le aziende che si trovano in difficoltà non per causa propria, ma per questa situazione, diciamo, di geopolitica generale che le sta investendo. C'è un settore che sta soffrendo di più in Veneto. Diciamo che il settore manufatturiero in generale, il settore della meccanica per esempio, sta soffrendo in maniera particolare perché è molto legato all'energia, a talune materie prime e ai contatti che aveva non soprattutto, in maniera maggiore rispetto ad altri settori, col mondo della Russia e dell'Ucraina. Altri problemi si stanno manifestando anche nella moda e nell'agroalimentare, ma non tutto va male. Gli investimenti, ad esempio, sono in crescita del 13% e il Veneto riparte da un export che già l'anno scorso era ampiamente superiore ai livelli pre-pandemia. L'influenza della crisi internazionale poi può essere perlomeno mitigata impostando una politica economica di lungo termine. Qualcosa si può fare per incentivare il fotovoltaico, per incentivare il consumo all'interno delle imprese e delle famiglie anche in sistemi di comunità. Questo è uno. L'altro aspetto è quello di ragionare sulle filiere strategiche avendo un atteggiamento non a pioggia di attenzione. Quindi le risorse che ci sono vanno spese per in qualche maniera sostenere quelle realtà, quelle filiere che possono in qualche maniera portare ulteriori risorse e dare volano all'economia.